Quando il livello si alza, loro ci sono. Quando la posta in palio diventa importante, eccole, puntualmente in campo. Appassionati di futsal, ben ritrovati da Antonio Iozzo. Questo è il Pala Rinaldi, questa è Audace Verona Bitonto, il terzo quarto di finale di oggi. Si va a caccia della semifinale scudetto già raggiunta da Aosta e Lazio. Prima il momento della consegna delle targhe. La targa data all'Audace da Chiara Di Santi, delegato assembleare della divisione calcio a 5. Poi è il momento della targa per il Bitonto, consegnata da Stefano Salviati, consigliere della divisione calcio a 5. Il saluto di Salviati alla terna arbitrale, ai due capitani. Noi andiamo a conoscere le scelte dei due allenatori, i quintetti di partenza schierati dalle due allenatrici. Audace Verona con Alessia De Luca tra i pali, in mezzo al campo Zandonà, Chiara Persiano, Ficeto e Boschetto. A disposizione di Arianna Pomposelli anche Veronica Persiano, Monti, Perina, Zini, Giulia De Luca, Fasani e Zardini. Fuori Morosini, che si è fatta male a inizio anno, infortunio serio per lei, pedina importante che oggi mancherà. Assenze anche dall'altra parte per il Bitonto, che si schiera con coda tra i pali, in mezzo al campo De Zio, Di Vincenzo, recuperata all'ultimo, Buquicchio e Capitan Mitolo. A disposizione della regina Lusilei anche Cassano, Cortese, Misino, Pastoressa, Morea e Soldani. Fuori Abbadessa, che si è rotta il crociato in coppa, si opererà lunedì 8 giugno. A lei auguriamo una pronta guarigione, un pronto recupero dopo l'intervento. Fuori anche Colaianni per un problema al piede sinistro. Si caricano le due squadre. Noi andiamo a scoprire anche la terna arbitrale di questo match. A dirigere l'incontro saranno Marco Valerio Scagnetto di Roma 2, sempre di Roma 2 Sonia Capraro. Al cronometro ci sarà Marco Giampaoletti di Albano Laziale. Ci siamo quasi, si avvicina il fischio d'inizio di questo terzo match. È già completa la prima semifinale, che vedrà in campo la Aosta, capace di battere 2-1 la Women Roma, e la Lazio, capace di imporsi per 4-2 contro il Falconara. Resta da definire la seconda semifinale. La prima delle due squadre uscirà da questo match, da Audace Verona Bitonto. Poi alle ore 20 a concludere la giornata di oggi Cagliari Saint Pierre. Domani le due semifinali alle 11 e alle 14, poi alle 17 e alle 20 in campo la Serie B, la Final Four dei playoff di Serie B femminile, per assegnare l'ultimo pass verso la Serie A. Ricordiamo, nessuna promozione diretta dalla B alla Serie A. Hanno già staccato la qualificazione, il pass Levante e Napoli. La terza squadra uscirà dalla Final Four, che si aprirà domani e si concluderà domenica con la finalissima delle ore 14. A proposito di finale, quella dell'Under 19 sarà domenica alle 11. Si vanno a disporre i quintetti in mezzo al campo, già schierato quello dell'Audace Verona. Confermate le scelte annunciate, adesso si schiera anche il Bitonto. Sarà il Bitonto a dare il via al match. Bitonto che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi. Ormai ci siamo, terzo quarto che sta per iniziare. Saranno le neroverdi della regina Lusileia a toccare il primo pallone del match. Lusileia che intanto continua a regalare gioie e spettacolo e gol in Serie A. Si è presa la finale scudetto contro il CMB. Fischietto in bocca, si parte, tocco all'indietro e il Bitonto a gestire il primo possesso del match. Ci prova Di Vincenzo, vistosa fasciatura sulla sinistra. Lei che ha recuperato all'ultimo momento, ma gioca con una microfrattura allo scafoide. Si è infortunata il 16 maggio. Oggi però serve la sua qualità, considerando anche le assenze di Abbadessa e Colaianni.
Pallone profondo per l'Audace che prova la prima iniziativa con Chiara Persiano che ha cercato il diagonale, ha controllato Coda, nessun problema per la numero 12 che adesso va a rimettere in gioco il pallone, imposta il Bitonto, attende l'Audace Verona. Pallone per Di Vincenzo che sulla schiena ha scritto Alexandra, nome dato in onore di Alex Del Piero. Alexandra con la X appunto per omaggiare Alex Del Piero, numero 10, ex capitano della Juventus. Eccola Di Vincenzo proprio con il 10 a cercare il destro, ribattuto in fallo laterale quando se ne sta per andare il primo minuto di gioco. Ovviamente 0-0 al Pala Rinaldi. Bitonto che prova sulla sinistra, c'è il tocco errato da parte di De Zio e allora possesso che diventa dell'Audace Verona di Arianna Pomposelli, che domani sarà in campo con l'Infinity per la semifinale di Serie B femminile, semifinale playoff con l'Infinity che affronterà il Pero. Intanto il recupero di Mitolo, ancora Bitonto a impostare, partita bloccata in questo avvio, termina a terra Ficeto, si è rialzata l'ex Lazio e Irpinia, gioco che prosegue con il possesso nero-verde con Di Vincenzo che va a destra da De Zio. De Zio si va a chiudere, poi però tiene il pallone usando il suo fisico, lancio lungo, pallone interessante, chance Bitonto con l'invenzione di Di Vincenzo, pallone profondo a cercare Buquicchio che però non è riuscita a deviare verso la porta. Se l'è cavata l'Audace che adesso cerca la profondità, la presa sicura di Coda che ha già servito Di Vincenzo, è lei a dettare i ritmi, a far girare il Bitonto, prova la 10, Buquicchio, male, chiude l'Audace, Ficeto, pallone per Zandonà, cerca lo spunto, la 4 chiusa in fallo laterale. Terzo minuto del primo tempo, 0-0 qui ad Anzio. Pallone in mezzo, allontanato Buquicchio, prova a far ripartire il Bitonto, va da sola la 13, buona iniziativa, poi il tocco. Qualche piccolo problema tecnico con il microfono, tutto risolto, allora torniamo in cronaca per seguire l'Audace, per seguire Zandonà, sempre la numero 4 sulla sinistra, tocco all'indietro, si ricomincia da Boschetto, pallone allargato sulla destra, di nuovo alla profondità a cercare la numero 8 che non controlla in maniera efficace, allora rimessa dal fondo con le mani Coda, pronta a far ripartire il Bitonto. Attende l'Audace e allora con calma Di Vincenzo, sempre la 10, senza fretta, senza forzare, sempre lei, Di Vincenzo. Buquicchio sulla destra, le finte della 13 che poi cambia lato, lo fa molto bene. Ancora Bitonto, De Zio, Mitolo, Buquicchio, la vuole Di Vincenzo, cercata, trovata, anzi è De Zio, giocata, conclusione, respinta da Zandonà, decisiva la numero 4 che poi va a scuotere le compagne, rimessa laterale battuta, conclusione, deviata 2 volte, ancora Bitonto a fare la partita,
a pressare, ad attaccare, a cercare il momento giusto per offendere. 0-0 al quinto del primo tempo. De Zio, ottimo il lampo qualche istante fa di Vincenzo con il destro, non colpisce benissimo la numero 10, che però si prende il fallo laterale, mentre provano a farsi sentire i tifosi del Bitonto. Lancio lungo, occasione per Buquicchio che non trova la porta, rilancio con le mani di Alessia De Luca, poi il pallone si spegne in fallo laterale, pallone che verrà rimesso in gioco da Ficeto. Zandona, profondità, non arriva Chiara Persiano, la più grande delle sorelle Persiano, classe 2006. Chiara in panchina la più piccola, Veronica del 2009. Possesso Bitonto, ormai il copione è chiaro, è il Bitonto a fare la partita. L'Audace attende nella sua metà campo cercando poi di ripartire in contropiede. Poche emozioni in questo avvio, match molto tattico. Ficeto, Chiara Persiano, Zandona cerca lo spunto, ancora la 4 contro Di Vincenzo, bel duello, mancino, deviazione, calcio d'angolo. Sfida che profuma di Serie A. Bitonto e Audace protagoniste nella massima serie, con obiettivi diversi ma comunque protagoniste. Ficeto, stagione ancora aperta per il Bitonto, che disputerà la finale scudetto contro il CMB il 14 giugno. Per l'Audace invece è arrivata la salvezza, obiettivo raggiunto dalla squadra veneta che adesso manovra. Audace capace di vincere 4 titoli consecutivi con l'Under 19 prima del dominio della Lazio, 4 titoli anche per le biancocelesti di fila. Lazio che ha conquistato la semifinale battendo 4-2 il Falconara. Intanto recupera il Bitonto che cerca spazio sulla sinistra, conclusione facile però per Alessia De Luca che blocca senza problemi il tentativo avversario e poi va a innescare Zandona. Persiano, Ficeto, Persiano, prova il capitano, pallone troppo lungo, è un passaggio per Coda. Stanno mancando le idee in questo momento a entrambe le squadre, nessuna vera occasione da gol. Ha fatto qualcosina in più il Bitonto, ma lo 0-0 può considerarsi un risultato giusto per quello che abbiamo visto almeno finora. Ovviamente nel futsal basta una scintilla a cambiare tutto, e allora aspettiamoci colpi di scena come abbiamo visto anche nelle prime 2 gare di oggi, che hanno premiato Aosta e Lazio. Rischia qui l'Audace, Ficeto si complica la vita, alla fine butta il pallone lontano in fallo laterale. Settimo del primo tempo, ci prova il Bitonto, rimessa laterale, non calcio d'angolo come pensava la numero 15, vale a dire Misino, che si prende un altro fallo laterale. Battuta all'indietro di Vincenzo, male, diventa un assist, pallone sul fondo, ha colpito male Di Vincenzo, pallone che poi è arrivato dalle parti di Buquicchio, anche lei non ha trovato lo specchio e allora riparte l'Audace che prova con Persiano, Boschetto, di nuovo il capitano, profondità, chiude il Bitonto con De Zio, perde metri l'Audace che però può ripartire dalle mani di Alessia De Luca, gemella di Giulia De Luca in panchina.
ballottaggio per il ruolo di portiere titolare tra De Luca e Zardini. Alla fine Arianna Pomposelli ha scelto la numero 29. Adesso Di Vincenzo, Buquicchio prova la 13, pallone intercettato e messo in fallo laterale da Boschetto. De Zio, Di Vincenzo si è spostato a sinistra, vediamo se prova a inventare qualcosa, preferisce il tocco comodo per De Zio che è andata a destra da Misino, fermata alla 15, riparte Boschetto con eleganza, con un buon lavoro, poi Zandonà con calma all'indietro per il suo capitano, prova l'audace a imbastire un'azione offensiva. Zandonà sembra ispirata la 4 che si allarga sulla sinistra, Zandonà cerca al centro la numero 9, vale a dire Giulia De Luca, pallone in fallo laterale sul punto di battuta. Chiara Persiano, il capitano. 11:52 all'intervallo, prova Boschetto, pallone interessante in area di rigore, se la cava De Zio che poi termina a terra e si prende il fallo. Prima punizione del match, primo fallo commesso dall'Audace con il Bitonto che ha risolto una situazione che si stava complicando grazie a De Zio. Adesso Di Vincenzo cerca la profondità, colpisce male la numero 10 che come detto sta giocando con una microfrattura allo scafoide, infortunio maturato il 16 maggio, recupero lampo per questa Final 8 scudetto, troppo importante la numero 10 considerando anche l'assenza di Abbadessa che si è fatta male in Coppa Italia e che si opererà lunedì 8 giugno. Adesso prova Zandonà, sfortunata nel rimpallo, si prende la rimessa laterale il Bitonto con Misino. De Zio, Di Vincenzo di nuovo a cercare De Zio, chiusa da Zandonà che qui forse poteva anche far passare il pallone e accontentarsi della rimessa laterale, ha preferito non rischiare, ha concesso un nuovo possesso alle ragazze di Lusileia, miglior marcatrice della storia del Brasile con 93 gol in 87 partite. Lusileia che ha conquistato il primo storico mondiale disputato nelle Filippine, dominio verde-oro. La regina ha impreziosito una carriera leggendaria. Lusileia miglior marcatrice anche dei playoff scudetto contro la Roma in 2 partite, 8 gol, numeri da urlo ma numeri da Lusileia, più di 1700 gol nella sua carriera, fuori classe assoluta, persona squisita e anche allenatrice preziosa per tutte le ragazze che sognano di raggiungere grandi traguardi in questo sport. Un'icona che diventa insegnante. Dall'altra parte un'altra giocatrice molto molto importante come Arianna Pomposelli, ha indossato anche la maglia della nazionale italiana. Arianna Pomposelli che quest'anno ha scelto di trasferirsi in Serie B, indossa la casacca dell'Infinity con cui domani scenderà in campo nella semifinale contro il Pero. Zandonà, possesso per l'Audace, siamo quasi a metà del primo tempo avaro di emozioni. Qui il calcio d'angolo per le venete, partita molto bloccata. Zandonà in mezzo, pallone interessante per Giulia De Luca, ancora Zandonà che ha provato con il mancino, pallone addirittura in fallo laterale, nessun problema per Coda. De Zio, pallone sulla sinistra e poi in avanti, ha toccato male Capitan Mitolo,
Qui grande spunto di Ficeto, che alla fine conquista il fallo laterale. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo, resiste lo 0-0, partita bloccata. Zandonà, lampo, pallone interessante per Giulia De Luca che non trova l'impatto con la sfera. Si è accesa Zandonà, senza dubbio la più in palla dell'Audace Verona. Eleonora Zandonà, classe 2004. Buquicchio Di Vincenzo, risponde il Bitonto. Di Vincenzo sulla destra, fermata. Indovinate da chi? Da Zandonà, che poi riparte, gestisce, allarga sulla sinistra, non può arrivare Boschetto e allora Bitonto con il pallone tra i piedi a 9 minuti circa dall'intervallo di una sfida molto molto bloccata. Poco lavoro fin qui per i due portieri e il Bitonto a tenere di più il pallone. Predominio territoriale delle neroverdi, che però non ha prodotto grandi occasioni. Di Vincenzo prova a scucchiaiare Ficeto in fallo laterale. In tribuna vediamo le ragazze della Lazio che osservano questa sfida. Lazio che ha vinto 4-2 contro il Falconara. Lazio che vuole bissare lo scudetto conquistato l'8 giugno del 2025 a Cesena, battendo in finale proprio il Bitonto. In campo adesso 1-0, gol di Pantano. Pallone recuperato da Ficeto, prova la numero 11, fa tutto da sola, conclude e sblocca il match. Grande giocata di Ficeto. Audace Verona avanti al 12° del primo tempo. La firma di Federica Ficeto sblocca il match, la numero 11. Bitonto costretto a inseguire. Recupera Boschetto, poi Di Vincenzo, si allunga il pallone, fermata da Zandonà, ripartenza Audace, fallo del Bitonto. Chiede scusa Di Vincenzo, che poi aiuta a rialzarsi Zandonà. Un fallo a testa, parità per quanto riguarda i falli, vantaggio Audace invece nel punteggio, in ciò che conta davvero, con il gol di Ficeto. Chiara Persiano e Ficeto. Ficeto si allontana, Chiara Persiano batte lei, pallone per Boschetto, raddoppiata, ultimo tocco della numero 8, rimessa Bitonto. Bitonto che ha vinto il girone D e poi ha chiuso al terzo posto il girone Gold 2 alle spalle di Cagliari e Lazio. De Zio fermata in fallo laterale. Dall'altra parte l'Audace ha chiuso seconda il girone A dietro l'Aosta, che ha vinto tutte le partite. Audace che poi è arrivata seconda anche nel girone Gold 1, sempre dietro all'Aosta. De Zio prova a reagire il Bitonto. Di Vincenzo, Mitolo, il capitano, ricomincia dalla 10, che potrebbe allargare sulla destra per De Zio, lo fa in questo momento. Mitolo, fermata Zandonà con il mancino fuori, poi le proteste della numero 4 che chiedeva una trattenuta. Ha rischiato il Bitonto, che non sta girando come vorrebbe, se ne accorge Lusileia che chiama il time out a 7:28 dall'intervallo.
Le indicazioni delle due allenatrici, gioco che riprende dopo il time out di Vincenzo Guizzo, pallone in avanti, si salva l'Audace con l'uscita di Alessia De Luca a preservare il vantaggio. Qui occasione vera per il Bitonto, spunto di Di Vincenzo, profondità per Buquicchio, qui la 13 poteva fare di più. Brava anche De Luca, tempestiva nell'uscita, e allora si resta sull'1-0 per le Venete. Buquicchio vuole riscattarsi, fermata Di Vincenzo per la 13, contenuta da Chiara Perziano. Ottimo lavoro della 3 di Pomposelli, e allora rimessa dal fondo, andrà con le mani Alessia De Luca. Pronta la 29 che serve il suo capitano, imposta la 3 Zandonà, riceve sulla destra, torna dalla 3, poi la 11 Ficeto, Zandonà se ne va, sbilanciata in maniera lecita secondo il direttore di gara. E allora si prosegue, riparte il Bitonto, o almeno ci prova, perché Buquicchio non trova il controllo giusto. Sarà rimessa Audace, ne approfitta Arianna Pomposelli per lamentarsi e per tornare sull'episodio precedente con il direttore di gara, il signor Marco Valerio Scagnetto della sezione di Roma 2, ad analizzare la situazione. Però è stata Sonia Capraro, sempre di Roma 2. Ancora Zandonà, Zandonà in mezzo per Giulia De Luca che arriva in estirada, tocca il pallone ma non trova la porta, colpendo Coda che rimane a terra dolorante. Chance importante per l'Audace Verona, qui vicina al 2-0. A terra dolorante Stefania Coda. Gioco fermo al Pala Rinaldi di Anzio a 6:18 dall'intervallo, con l'Audace avanti 1-0 grazie al gol di Ficeto, arrivato dopo 11 minuti e 27 secondi. Adesso da verificare le condizioni di Coda. Non sembra nulla di grave per la 12. Che è esordito in Serie A contro il Foligno a 16 anni. Lei che ha disputato anche un torneo delle regioni con l'Under 15 maschile della Puglia. Cambio tra i pali, dentro Maria Soldani. Vediamo se Coda riuscirà a recuperare la posizione tra i pali. Intanto attacca il Bitonto, De Zio, Di Vincenzo, la porta la numero 10 che torna da De Zio, fermata in fallo laterale da Ficeto, colei che sta decidendo il match. Di Vincenzo non è soddisfatta Lusileia, De Zio non trova la giocata giusta. Riparte Zandonà, tunnel, chiusura però del Bitonto, conclusione respinta di Alessia De Luca che mette il pallone in calcio d'angolo. Va a prendersi il pallone Misino. Pronta la 15 per questo corner. Si muovono le compagne, pallone in mezzo, lascia passare De Zio pensando che ci fosse un'altra giocatrice alle sue spalle. Non c'era nessuno, troppo arretrata Di Vincenzo, e allora sprecata questa chance da palla inattiva, con l'Audace che può battere il fallo laterale e gestire con il suo capitano. Si va da
Zandona, lancio, chiusura di Buquicchio, intervento importante perché era partita Chiara Persiano alle sue spalle. La chiusura della 13, rimessa laterale per l'Audace quando mancano poco più di 5 minuti all'intervallo di questo match che vede le due squadre separate da un gol, quello di Ficeto. Di Vincenzo prova sulla sinistra, la 10 gioca di sponda con Zandona e allora rimessa laterale, battuta poi verso Misino. De Zio, Di Vincenzo, la pressione dell'Audace, il tocco sulla destra, Misino ha spazio, se lo prende, avanza, torna da Di Vincenzo che prova da casa sua, nessun problema per De Luca che va da Zandona. Persiano, Ficeto, Zandona, si gira, punta, salta Misino, ancora Zandona, scatenata, Mancino, respinto da Soldani, ripartenza a Bitonto, tocco per Di Vincenzo con il destro, De Luca, miracolosa, da una parte all'altra, adesso attacca l'Audace, si è accesa la partita, prova Giulia De Luca, dribbling, uscita di Soldani e pallone sul fondo. Fiammate improvvise da una parte e dall'altra, Audace vicina al 2-0, ma anche il Bitonto ha avuto la palla dell'1-1. Eccolo il Bitonto che prova la chiusura di De Luca, Zandona con eleganza, pallone in cassaforte, sempre la 4, senza fretta, chiede aiuto al suo capitano che torna da De Luca con i piedi in lancio lungo, calibrato male, rimessa a Bitonto. Le gemelle De Luca qui nell'Under 19, le gemelle Barban in prima squadra, Melissa e Natascia, convocate da Francesca Salvatore nell'ultimo raduno dell'Italia svolto a Roma dal 18 al 21 maggio. A terra Zandona, contatto fortuito da verificare le condizioni della numero 4. Resta in panchina Stefania Coda, sostituita da Maria Soldani, subito chiamata in causa dall'Audace Verona. Ha risposto presente la numero 1 che ha esordito il 2 febbraio in Serie A nel 7-1 rifilato alla Lazio. Gioco che riprende, nulla di grave per Zandona che va da Persiano, prova il capitano, pallone complicato per Boschetto che non controlla bene e allora rimessa per il Bitonto, in avanti il pallone controllato da De Luca. Boschetto, giocata a eludere l'intervento di Buquicchio, poi Zandona pensa al lancio, lo prova, pallone interessante per Capitan Persiano che spreca il pallone del 2-0, chance enorme per l'Audace. Si resta però sull'1-0 per le Venete. Il Bitonto porta il pallone, l'Audace però quando riparte dà sempre la sensazione di poter fare male. De Zio in avanti, male. E allora rimessa Audace Verona, prima però il time out chiamato da Arianna Pomposelli a 2:40 dall'intervallo.
Terminato anche il secondo time out del primo tempo, dritti fino all'intervallo. 160 secondi da giocare in questo primo tempo. Audace avanti 1-0 grazie a Ficeto. Audace che batte la rimessa laterale con Boschetto pronta a servire De Luca. Tocco di ritorno un po' rischioso, ha toccato Di Vincenzo ma il pallone resta buono per l'Audace che va profondo, recupera la squadra di Lusileia, batte le mani la regina, possesso nero-verde. Di Vincenzo sulla destra, lancio lungo, Boschetto in fallo laterale. Torna in campo Ficeto, colei che sta decidendo il match. Pallone in avanti, Buquicchio, contrastata, fermata in fallo laterale, voleva qualcosa di più la 13, si deve accontentare della rimessa che verrà battuta da Di Vincenzo. Tocco all'indietro, comodo, poi la profondità cercata da Morea, il lancio della 76 che ottiene un altro fallo laterale, sempre Di Vincenzo. Apertura sulla sinistra, poi la profondità, l'uscita di De Luca che salva, Di Vincenzo la pareggia con il tap-in dell'1-1, equilibrio al Pala Rinaldi, la firma della 10. Tutto da rifare per l'Audace. Di Vincenzo anche con una microfrattura fa la differenza e il Bitonto riacciuffa l'Audace con Di Vincenzo che risponde a Ficeto. Parità al Pala Rinaldi in questa terza sfida di oggi. Lancio lungo, De Luca la chiama, la blocca, De Luca che aveva messo una pezza sul primo tentativo del Bitonto, poi il tap-in di Di Vincenzo che adesso va ad anticipare Zandonà, pallone in fallo laterale. Ci avviciniamo all'ultimo minuto di questa prima frazione. Boschetto, Zandonà, prova ad accendersi la 4, finte, poi scarico, Boschetto. La vuole Ficeto, accontentata, servita la numero 11 che torna da Zandonà, pensa all'imbucata, capisce e chiude Di Vincenzo, poi De Luca ad alimentare l'azione dell'Audace. Zandonà, Ficeto nel cerchio di centrocampo, pallone sulla sinistra per Boschetto che usa il fisico, si gira, passa e si prende il fallo laterale nell'ultimo minuto. 54 secondi all'intervallo, parità 1-1, vantaggio Veneto con Ficeto, pareggio pugliese con Di Vincenzo. Boschetto chiede informazioni sul punto di battuta, poi tocca all'indietro per Chiara Persiano. Il capitano va da Ficeto, tocco di ritorno, Persiano davanti a Soldani, calcia, deviazione e poi il salvataggio di De Zio che mette in corner e riceve i complimenti del suo capitano di Mitolo. Ha avuto la chance del nuovo vantaggio l'Audace che si prende il calcio d'angolo. Zandonà per Persiano, destro sporco, ancora la numero 3 che lascia De Luca, tocco errato del portiere e allora rimessa a Bitonto, 32 secondi alla fine. Di Vincenzo la porta, De Zio, fermata, Ficeto, riparte l'Audace, prova la numero 11, va da sola, poi tocca verso una compagna che non c'è, troppo arretrata Boschetto e allora pallone regalato. 16 secondi all'intervallo, vediamo se c'è spazio per un'ultima emozione. De Zio senza
accelerare le operazioni con calma il Bitonto. Allora passano i secondi. Di Vincenzo, lei ha fretta, lancia in avanti De Luca in qualche modo, poi si lamenta con il direttore di gara. Rimessa laterale per le ragazze di Lusileia, 3 secondi. Di Vincenzo con il destro allontanato, ancora Di Vincenzo, ma non c'è più tempo, finisce tra Audace, Verona e Bitonto, vantaggio Veneto con Ficeto. Vincenzo ha ristabilito l'equilibrio. Qualche minuto di pausa, tra poco il secondo tempo di questo quarto di finale scudetto. Sei da qua ti tieni. Fa pure sto giro da qua così. Che questo
Di nuovo in diretta dal Pala Rinaldi, parte il secondo tempo con il possesso dell'Audace Verona. Zandonà, profondità, chiusura di Di Vincenzo e allora riparte il Bitonto. Di Vincenzo che ha pareggiato i conti, prova con il mancino, fuori di poco. La più pericolosa per distacco, Alexandra Di Vincenzo. Zandonà, anche per lei un grande primo tempo. Boschetto, Zandonà, Ficeto, la giocatrice che ha aperto le danze in questo quarto di finale. Poi, come detto, il pareggio di Di Vincenzo. Adesso De Zio male sulla destra, rimessa laterale per le ragazze di Arianna Pomposelli. Boschetto imposta a lei, Zandonà riceve sulla destra, profondo per Persiano, poi il pallone in fallo laterale con De Zio che ha badato al sodo senza fronzoli. Possesso rossoblu. Andrà Zandonà. Eccola la 4 nel cerchio di centrocampo, pallone illuminante e l'Audace torna avanti con il suo capitano Chiara Persiano. 2-1 dopo 58 secondi della ripresa. Pallone geniale di Zandonà e poi freddissima Chiara Persiano che ha trafitto Soldani. Soldani rimasta in campo, quindi ancora fuori Coda che aveva iniziato il match, poi l'infortunio. La vediamo seduta in panchina, ma seguiamo il Bitonto costretto a inseguire di nuovo per la seconda volta in questo match. Provano le neroverdi con Di Vincenzo che va a destra, ancora Di Vincenzo, alla fine De Luca. Zandonà, assist magnifico per il 2-1 di Persiano. Adesso il recupero di De Zio, ma Zandonà si riprende il pallone con l'aiuto di Ficeto. Lo fa in maniera fallosa probabilmente perché arriva il fischio del direttore di gara. No, assolutamente no, non è fallo di Zandonà. C'è il possesso per l'Audace. Zandonà, Ficeto, entrambe a segno, entrambe decisive. Ficeto per il vantaggio, Persiano per il 2-1. Zandonà, autrice dell'assist che ha riportato avanti la squadra di Pomposelli. Boschetto in avanti, non arriva Persiano. Mitolo, De Zio, Mitolo recupera l'Audace. Ficeto, Persiano, De Luca. Zandonà se ne va da sola, mancino fuori di nulla. Quando parte fa paura. Eleonora Zandonà non ha segnato, ma al momento a mio avviso è per distacco la migliore in campo del match. Di Vincenzo in avanti, Buquicchio la tiene per un attimo, poi calcione a Ficeto. Qui ha rischiato la 13.
se la cava solo con un fallo, nessun cartellino finora in questo match. Quarto del secondo tempo, calcio di punizione per l'Audace, primo fallo della ripresa commesso dal Bitonto. Sotto nel punteggio la squadra di Lusileia, che adesso prova ad alzare il baricentro. Zandonà allora, chiusa da De Zio in fallo laterale. Zandonà, Ficeto di nuovo per la 4 che si allarga sulla sinistra, cerca De Luca, si prende il fallo laterale. Ancora Audace, tornata avanti la squadra di Pomposelli nel primo minuto del secondo tempo, per l'esattezza dopo 58 secondi, grazie al suo capitano, ma grazie soprattutto al pallone illuminante, visionario di Zandonà, che quando strappa diventa imprendibile. Ancora Audace in avanti a cercare di sfruttare l'inerzia psicologica di questo avvio di secondo tempo. Ficeto, Zandonà si gira, Zandonà se la cava in qualche modo il Bitonto, che adesso però sta ballando là dietro. Calcio d'angolo Audace. Alle 20 l'ultima partita di oggi, Cagliari contro Saint-Pierre. Pallone in mezzo, Zandonà, il muro del Bitonto che poi prova a ripartire. Zandonà ovunque, mette in fallo laterale. De Zio, Di Vincenzo potrebbe allargare sulla destra, lo fa in questo momento. Pallone per Misino, che viene contenuta, poi Buchicchio e poi arriva il pareggio. 2-2, Misino ristabilisce ancora una volta la parità. La reazione del Bitonto. 2-2, gol di Misino, ripresa ancora una volta l'Audace Verona. Battuta De Luca, che aveva messo una prima pezza, poi come in occasione del primo gol è arrivato il tap-in, questa volta di Misino nel primo tempo di Di Vincenzo, e allora il Bitonto ha trovato nuovamente la forza di reagire e adesso prova con De Zio, giocata, poi conclusione di Misino, presa sicura di De Luca. 2-2, bella partita al Pala Rinaldi. Audace a impostare, Ficeto a ricevere, Zandonà si fa vedere, Ficeto cerca con la punta, Zandonà difende la rimessa laterale sulla pressione di De Zio. Due volte avanti la squadra di Pomposelli, due volte riacciuffata dalle ragazze di Lusileia. Quinto del secondo tempo, manca una vita. Zandonà finta il tiro in porta, poi cerca De Luca, chiude il Bitonto che conquista il fallo laterale con Di Vincenzo. Fuori Soldani, torna tra i pali Coda. Siamo contenti perché vuol dire che l'infortunio non era così grave. Possesso Veneto con Chiara Persiano che andrà a battere De Luca. Zandonà di prima, bene per Persiano, avanza il capitano, 3 contro 2 possibile. Ficeto, rimontata ancora la numero 11 nel traffico. Alla fine la rimessa laterale per il Bitonto. Andrà a battere Misino, autrice del 2-2. Tocco per De Zio, Di Vincenzo con il lancio, tocca
Perina, poi il destro, parata e tap-in ancora di Vincenzo, mette la freccia il Bitonto avanti per la prima volta del match, 3-2, doppietta di Vincenzo. La ribaltata il Bitonto deve inseguire per la prima volta in questa partita l'Audace, avanti 2 volte e adesso sotto di un gol. Zandonà, Ficeto controlla male, rimessa laterale per il Bitonto che adesso può giocare sulle ali dell'entusiasmo. Il carattere delle ragazze di Lusileia che hanno capovolto tutto qui ad Anzio al Pala Rinaldi in questa terza gara di oggi, in questo quarto di finale scudetto. Dopo le vittorie di Aosta e Lazio, il Bitonto è avanti 3-2 sull'Audace Verona. Domani le semifinali alle 11 e alle 14. Poi partirà la Final Four di Serie B femminile. Qui ha rischiato tanto il Bitonto che concede il calcio d'angolo. Zandonà in mezzo, deviazione, autogol, 3-3, l'ha ripresa l'Audace. A 3, partita che si è accesa incredibilmente dopo un avvio un po' noioso, sicuramente tattico. Prova Ficeto, fermata da Misino, si prende il fallo laterale la 15 e adesso può davvero succedere di tutto. In caso di parità direttamente i rigori. Quicchio all'indietro, De Zio, Di Vincenzo in avanti, deviazione, pallone comodo per De Luca, parte Persiano che tocca male per Boschetto, rimessa Bitonto, fuori Di Vincenzo, al suo posto Morea che riceve da De Zio, imposta la 76 senza fretta, pallone un po' pigro per Buquicchio che lo perde, allora Zandonà in mezzo, Ficeto vuole girarsi, contenuta, riparte il Bitonto, a terra Zandonà, giallo per Pomposelli. Applaude ovviamente in maniera ironica Zandonà. Qui sembrava esserci il fallo sulla 4 dell'Audace, sarà invece semplice rimessa laterale, battuta male da Boschetto che però recupera il pallone, poi tocca male, tensione in campo, Morea, pallone sulla destra, Misino in avanti, anticipo di Chiara Persiano, rischia il capitano che tiene il pallone, poi lo perde, duello con Misino, arriva Zandonà che mette ordine, difende il pallone, vuole ripartire, si prende il fallo laterale. Ottavo del secondo tempo, parità, Zandonà in avanti, Ficeto, il destro, Coda blocca il pallone, De Zio, chiusura di Zandonà in fallo laterale, Morea sul pallone, arriva il gol di Boschetto
E allora di nuovo avanti l'Audace, 4-3. Che partita! Controrimonta dell'Audace che torna a condurre il match. Sta succedendo di tutto in questo secondo tempo. Dopo una prima frazione chiusa sull'1-1, gol e spettacolo nella ripresa. Di nuovo sotto il Bitonto, pallone in avanti, esce De Luca che allontana, pallone bloccato da Coda. Tornata in campo dopo tanti minuti in panchina. Soldani. Entrambe hanno già esordito in Serie A. Zandonà, Ficeto, raddoppiata, fermata, possesso Bitonto. Morea, un po' lancio nel vuoto, un po' troppa fretta per la 76 che adesso lascia il campo al suo posto di Vincenzo. Serve la classe della 10 per trovare una nuova rimonta. De Luca intanto guadagna metri, avanza il portiere, alla porta, trova il soffitto del pala Rinaldi. Profondità per Buquicchio, circondata, fermata la 13. Persiano, Di Vincenzo in fallo laterale. Siamo quasi a metà del secondo tempo. Tra poco l'ultimo quarto di questo match con l'Audace avanti di un gol. Zandonà a spazio, Zandonà per De Luca, pallone in mezzo, Ficeto con la porta vuota, cala il pokerissimo, 5-3 più 2, Audace, la doppietta di Ficeto che va a finalizzare un'azione di squadra perfetta. Massimo vantaggio per le ragazze di Pomposelli, più 2, e allora si è complicato il lavoro del Bitonto che però prova a reagire con Di Vincenzo che cerca la porta, trova la presa di De Luca. Persiano, Ficeto, Zandonà, rischia, Di Vincenzo recupera, poi con il destro non trova la porta. Uno dei primi errori del match di Zandonà. A cui manca solamente il gol. Ma sta facendo davvero una grande partita la numero 4. Che ha contribuito sicuramente a questo doppio vantaggio dell'Audace. Sopra 5-3. Zandonà, De Luca di prima, chiude il Bitonto, prova Buquicchio sulla destra, conclusione respinta da De Luca, poi Zandonà con qualità, Zandonà fermata, ma il possesso è ancora veneto con Persiano, il capitano per Boschetto, si fa vedere Zandonà, Boschetto la tiene, poi cerca Zandonà, lo fa male Di Vincenzo, destro immediato, alto sopra la traversa.
sarà rimessa dal fondo. Prima il time out chiesto da Arianna Pomposelli a 9:32 dalla fine. Gioco ripreso, Zandonà imposta, Di Vincenzo tocca, rimessa laterale per l'Audace che può gestire il doppio vantaggio. Profondità, De Luca allarga, Boschetto la tiene in campo. La numero 8 ricomincia da Zandonà che cerca il mancino da casa sua. Conclusione insidiosa, vuole il gol, Zandonà lo meriterebbe. De Zio, pallone sulla destra, ancora la 71, pressata, va in avanti a cercare Cassano che però non riesce a controllare. Persiano, Zandonà, apertura, De Luca di prima, Boschetto controlla, tiene il pallone, ricomincia da Zandonà, profondità di nuovo per De Luca, grande lavoro della numero 9, poi il recupero di Misino che rischia, arriva De Zio, arriva anche Coda, devono stare attente a non fare danni, perde il pallone De Zio, alla fine Coda blocca la sfera, poi cerca la porta. Non male, non male qui il tentativo della 12 che ha cercato l'Eurogol, pallone alto non di molto, rimessa dal fondo, andrà De Luca con le mani per Zandonà, Persiano in avanti, De Luca non controlla, poi di nuovo Audace con Zandonà che fa scorrere il pallone, si prende il fallo laterale. Passano i secondi, ne mancano ancora tanti, però può gestire l'Audace ma fino a un certo punto, perché 8 minuti nel futsal sono una vita e 2 gol non sono una garanzia assoluta. Coda, De Zio, prova il bitonto con Misino, rimessa laterale nero-verde. Di Vincenzo lascia a De Zio, pallone in mezzo con la chiusura di Zandonà, nuovo fallo laterale per la squadra di Lusileia. De Zio prepara il destro, Murato, De Luca in avanti, pallone consegnato a Di Vincenzo che prepara il destro, sbatte su Ficeto, ancora Bitonto con Coda che guadagna metri, supera il centrocampo, profondità. Poi conclusione di Misino che con il mancino non trova la porta. De Luca Zandonà, Persiano, l'altra De Luca, buon lavoro della 9 che poi tocca male Ficeto in qualche modo, De Luca non riesce a gestire e allora rimessa Bitonto, torna in campo Buquicchio, la numero 13 si va a prendere l'attacco
nero-verde il peso dell'attacco della squadra allenata da Lusileia, che prova adesso con Di Vincenzo. Buquicchio sulla sinistra, si allunga il pallone, si prende però il fallo laterale. Ultimo tocco dunque dell'Audace Verona, con Zandonà che viene invitata a rispettare la distanza. Una sorta di barriera composta da Zandonà e Persiano. Buquicchio sul punto di battuta, Di Vincenzo allarga sulla destra, di nuovo la 10, poi Buquicchio con il destro, colpisce male, nessun problema per Alessia De Luca. 6:25 alla fine, doppio vantaggio Audace, 5-3 il punteggio. Zandonà pronta per questa rimessa laterale, tocca all'indietro, Persiano alza la sfera, pallone che passa, De Zio scavalcata, ma poi a recuperare, a gestire con qualche brivido, spazza via Di Vincenzo, trova Buquicchio che lotta, passa, ma tocca per ultima il pallone, sfortunata nel rimpallo con Persiano. Batte le mani Pomposelli, soddisfatta per il punteggio, per la prestazione, per questa rimessa laterale conquistata dalle sue ragazze, che adesso provano con De Luca. Zandonà di prima, Persiano, Boschetto si accentra con il destro, prova Coda a dire di no. Zandonà per Boschetto, controllo destro, altra deviazione, altro calcio d'angolo, resta in avanti l'Audace. Ficeto lascia ancora Zandonà, stesso schema, questa volta però il recupero di De Zio. De Zio cerca la giocata, arriva Misino che termina a terra, va a controllare la situazione Ficeto. Fair play in campo con la 11 dell'Audace che aiuta la 15 del Bitonto, nulla di grave per Misino, gioco che può riprendere, pallone tra le mani di Alessia De Luca che consegna la sfera a Zandonà, in avanti, pallone buono per Ficeto, spalla alla porta, la tiene la numero 11, 2 gol per lei, rischia, pallone regalato a Buquicchio, primo tentativo respinto da De Luca, il secondo sprecato clamorosamente dalla 13 che qui ha avuto la palla del -1 ma ha cestinato una chance davvero importante sull'errore grave dell'Audace Verona, che non deve pensare di aver già vinto la sfida, perché il Bitonto c'è e ci crede. Misino cerca il cambio di lato, pallone messo in fallo laterale da Ficeto, crampi poi per la numero 11 e allora gioco fermo. Di Vincenzo sbatte su Boschetto, rimessa laterale per la squadra sotto di 2 gol. Lusileia chiama il time out e allora gioco fermo.
Time out chiamato per preparare il portiere di movimento, deve rischiare il Bitonto, fuori coda, dentro Misino ad agire come power play. 5 contro 4, portiere di movimento per le ragazze di Lusileia che devono recuperare 2 gol. Di Vincenzo prova la 10, il destro bloccato da De Luca che poi cerca la porta, colpisce male. Torna in campo Coda, ma tiene la maglietta verde Misino. Coda batte e corre verso la panchina. Di nuovo power play Bitonto a 4:30 dalla fine. Di Vincenzo supera il centrocampo, allarga sulla destra, di nuovo Di Vincenzo. Sempre la 10. Di Vincenzo di nuovo a destra. Di Vincenzo calcia da lontanissimo, chiede la deviazione che non c'è, rimessa dal fondo. Boschetto in avanti nel vuoto, rimessa a Bitonto e allora di nuovo portiere di movimento. Al momento 2 conclusioni da lontano da parte di Di Vincenzo con il power play. Ancora Di Vincenzo, De Zio, Di Vincenzo, De Zio nel cerchio di centrocampo, profondità, poi pallone in mezzo, respinto. Di Vincenzo, raddoppiata, triplicata, fermata in fallo laterale da Ficeto. Andrà a battere Misino. De Zio, Di Vincenzo torna dalla 71, poi di nuovo la 10, di nuovo la 71, il Bitonto con calma, poi l'imbucata, la profondità, la chiusura di Persiano, poi il recupero di Zandonà che lotta e fa una grande cosa, lancia lungo Persiano, che lavoro di Zandonà. Passano i secondi, poco più di 3 minuti al termine, attacca il Bitonto, Di Vincenzo guadagna metri, supera il centrocampo, allarga sulla destra, De Zio, Di Vincenzo, la vuole Mitolo, riceve il capitano che torna da Di Vincenzo e lei a far girare la squadra, a dettare i tempi, a cercare la giocata. Di Vincenzo con il destro, respinto in fallo laterale da Ficeto. Non sta funzionando al momento il portiere di movimento del Bitonto, che fin qui ha cacciato spesso da fuori con Di Vincenzo. Ancora la 10, servita. De Zio, imposta lei, sempre Di Vincenzo. Prova il mancino, pallone in mezzo, allontanato, Buquicchio male con il destro. Non è la giornata della numero 13 che ha avuto tante chance, ma spesso ha colpito male. Zandonà alza il pallone e sbatte sul soffitto del pala Rinaldi. 2:20 alla fine. 2 gol di vantaggio per l'Audace, sotto 5-3 il Bitonto che prova con il power play. Di Vincenzo, De Zio, Di Vincenzo, De Zio, sempre loro due. Poi il pallone per Misino, prova la 15, Ficeto in fallo laterale. Sarà la stessa Misino a battere, autrice del 2-2, la numero 15, che adesso potrebbe toccare verso De Zio. Lo fa. Calcio d'angolo Bitonto. La chiama Di Vincenzo, cercata non benissimo da De Zio, pallone uscito. Torna tra i pali Coda. Persiano va lungo, Di Vincenzo in anticipo, Mitolo non benissimo, ma pallone tenuto in campo da De Zio. Perde metri però il Bitonto che torna a schierare il power play. Fuori Coda, dentro Misino. Di Vincenzo, 100 secondi alla fine, De Zio, Misino di prima, male
e con il pallone che aveva già superato la linea che delimita il perimetro di gioco. Allora possesso per l'Audace. Zandonà, lancio Persiano, giocata Persiano per De Luca che a porta vuota probabilmente chiude il match. 6-3 Audace con il gol di Giulia De Luca. Lusileia che rinuncia al power play, forse un segno di resa da parte del Bitonto, sotto di 3 gol a 70 secondi dalla fine del match. L'Audace vede vicinissima la semifinale, esce dai pali Alessia De Luca, pallone recuperato da Di Vincenzo, Buquicchio, Zandonà fa muro, calcio d'angolo per il Bitonto, 64 secondi alla fine. Di Vincenzo stava per battere un fallo laterale, arriva il direttore di gara che dice è corner e allora Di Vincenzo scucchiaia, Buquicchio controlla, cerca di nuovo Di Vincenzo, anticipata da De Luca, poi Ficeto in avanti, Zandonà davanti alla porta, coda a negare la gioia del gol alla numero 4 che poi batte il calcio d'angolo, pallone in mezzo per Ficeto, coda ancora a salvare. Poi il rilancio, facile preda di Alessia De Luca che ha servito Zandonà. Zandonà, Ficeto, rimontata e fermata da Cortese che riparte, cerca Di Vincenzo, rimessa Audace, meno di 30 secondi alla fine. Partita ormai chiusa con 3 gol di vantaggio per l'Audace che gestisce anche la sfera. Zandonà spazza via, De Zio non benissimo, ormai rassegnato il Bitonto. 16 secondi alla fine di un match che premierà l'Audace. Zandonà la tiene, fa passare i secondi, ne mancano 10. Zandonà aggredita, non è un problema, cambia passo, poi recupera Di Vincenzo che tocca male la presa di De Luca, ma soprattutto la sirena. Finisce qui questa sfida, vince l'Audace Verona che batte 6-3 il Bitonto e vola in semifinale raggiungendo l'Aosta e la Lazio. Si abbracciano le ragazze di Arianna Pomposelli che sono uscite alla distanza dopo un primo tempo chiuso sull'1-1. Grande prestazione nella ripresa per quanto riguarda le venete. Onore al Bitonto che era anche riuscito a un certo punto a mettere la freccia, poi però si è dovuto arrendere alla qualità delle ragazze di Pomposelli. Si salutano le squadre in mezzo al campo, è il momento dei saluti anche per noi. Vi diamo l'appuntamento alle ore 20 per l'ultimo quarto di finale in campo Cagliari-Sampierre, telecronaca di Silvia Venditti. Per adesso è davvero tutto, un saluto da Antonio Iozzo.